casa è mia. Oh, Mia dell'albero ginecologico della mia sua o discendenza. sua? No, è Mio, suo. tette muto, tu cavi la casa dovevi... Muto sta, ma che cosa sta dicendo? Ma muto state caghisti di puttana, io tutte ste persone che avevo tavolino. Ui, mio papà non parlare che mi faccia che adesso tutto cose. Mi riga mi scioglie un tuffo. State muto, no, mi riga mi stai stuppando l'occhio. Io che avevo tanti pretendenti. Che c'è amore? C'è direttrice, no? C'è appunto. Signorina, mi scusi, a stare per forza calata, se assettassi. Grazie, gentilissima. Perché ci fa male la schiena poi. Disagiare, ecco qua. È meglio, no? C'è un cuscino, Grazie. sì. Allora, a parte questa casa, Sì. avete altri beni immobili? Ho un anno? Sì, è la casa, altri beni? A macchina, a 600, a macchina. Ma che c'entra? Quello è un bene mobile. Magari Dio, chi deve avere 4 mesi che è immobile in meccanico. Ha un collasso cardiocarburatorio con complicazioni per la testata, c'è una testata tanta. Infatti ora appena pigliamo l'eredità da Zarazzurda, che pigliamo i soldi, ma accattare la macchina nuova. Muta, che la confonde, che ci interessa. A Zarazzurda, che ci sta... 7,40! Scrivili. Io mi ho giocato 53,12, non è uscito mai, 7,40. Dammi una penna, dammi una penna. Parlo della dichiarazione! A dichiarazione, Zaurdo, quale dichiarazione? Chi è Zaurdo, pecularo? Mai che mi porta un fiore, mai! No, signore, qua non ci Ma come te la stiamo facevo? capendo. Se mi fuiste tu, mi hai Io fuito di ti contrapposto. fui, a chi secondo e a chi? Ma Ma mentre signor mi fuggi- Rosa, che te ne fui io! Scusate, Mi ha dato un bacio, mi operaste di tonsille, mi operaste. Il primo braccio. Io ero ancora un angelo. Che ti pare che io ti tirerò un culletto, ti picchiare la macchina! Oh, signori! Qua la vostra posizione è una posizione strana. Oh, la posizione vacilla. Non mi piace. Cambiamo. Oh! Boh, ci sentiamo. Si incazzava. Ora che abbiamo cambiato la posizione. No, guarda, ma non significa niente. La posizione vacilla, noi la dobbiamo sistemare. Sistemiamola, per favore. Boh. O prestito, non Ma tu conosci altre posizioni? No, io una sola, ma non che ne conosco io una sola, sei tu che conosci chi da sola. Io sta posizione vacilla la conosco. Sì, ma... Posizione vacilli? La posizione vacilli. Vacilli, forse. Vacilla risse. Scusi, nella posizione vacilli l'uomo sta di sotto o di sopra? Ci vuole un avallo! Come? La posizione vacilla. Signore, ascoltate a me, per sistemarla questa posizione ci vuole l'avallo, se no non si va avanti. E questo è un problema. Perché veda, se potessi essere uno scecco al posto del cavallo, è meglio. Siccome mio cugino Affio ce l'ha, quello mi vuole bene. Ma che c'entra lo scecco, l'asino, suo cugino Affio? Giusto, per ragione, sta parlando una mogliere di Affio, che che la viene di cavallo. Sì, quella quando ride mi trisce. Un cavallo, sì. No, niente, non ci stiamo capendo. Basta, veniamo a noi. Quanto vi servirebbe? Allora, guardi, io mi ho fatto dei conti, no? Che tra la chiesa, ai cannili, i fiori, il parrino, di più. Ma di più di quanto, scusi? Ancora non ce l'ho detto? No, perché tra tutte le cose che ci ho menzionato, che poi ci metti i fuochi d'artificio, a bagno, i vestiti, il trattenimento, i bomboniere, 10.000 euro ci basta. Signori miei, qua la posizione vacilla e voi mi chiedete 10.000, scendiamo, no, caliamo. Guardi, facciamo una cosa, cannili e fiori non ce ne mettiamo, un matrimonio è di onno, i cannili non c'è bisogno. Io ci sono malaugurio, ce ne dà 8.000 euro e non ne parliamo più. No, non avete nemmeno l'avallo, scendiamo. Senza cavallo, sto fatto cavallo. La posizione vacilla, un cavallo. Guardi, facciamo così, a banda i fuochi d'artificio ci lo hanno, mi dura 5.000 euro e non ne parliamo. Signore, sono troppi, dobbiamo calare, La posizione vacilla. per forza. Bomboniere non ne facciamo. No, ne facciamo una, poi facciamo i fotocopi, tiriamo i fotocopi. Basta che facciamo. Mi dà 3.000 euro e non ne parliamo più. No, signori, non può essere. La posizione Vacilla. non può essere. Mangia il cavallo.
Facciamo una qualche cosa, gli facciamo venire mangiata da casa. Sì, facciamo dopo cena. Bravissimo. Facciamo dopo cena, teniamo un bacco di cressini. Sì, chi ci dà 2.500 euro e non ne parliamo E più. basta. No, signori, sono troppi, la posizione vacilla. Oh. Posizione, vai. Che fai? Intanto, scusi, ma il Robby, non la vestiti. maccardare il Robby, non la Scusate, maccardare. non mi dite che non potete accomodare con quello che avete in casa, non ci credo. Ma tu chi hai? Non devo chiudere la prima comunione. Va bene, va benissimo. Non mi arriva sotto i ginocchi. E vabbè, alla Zuava si portano i pantaloni quest'anno, vanno sempre di moda. Ci mettiamo all'asto. Certo. E per i maniche che sono corti. Mi metti mano dei secchi. Bravo. E io che mi metto? E vabbè signora, ma lei anche se si mette uno straccio non cambia niente, non cambia. Ehi, ehi, ehi! Bisogna bloccarla sul nascere perché poi... Perché una bella signora come lei si faccia la passerella, vada, si faccia vedere Magari che si mette un bagliaccio. il suo splendore. No, non vede come passiamo ad altro, signor Litterio. Parliamo di sua figlia. Scusate, quando si piccinina. spoglia, gli ha 7 panzi. Si può tagliare. Allora, mi dicevate di vostra figlia. La piccinina, Sì, l'abito bianco ci per vuole. forza Young che Mamma mia, ma quanto siete arretrati, ma l'abito bianco ma non si ricciamo. usa più, ma chi se lo mette più l'abito bianco? Una Scusate. ragazza allibita, scusi. Come? Una ragazza che non ha avuto mai incidenti di percorso, Incidenti in che senso? che non ha avuto investimenti, tamponamenti. Una Mai, ragazza... mai. Per forza l'abito bianco. E non possiamo accomodare con l'abito bianco. C'è quello della prima comunione, Ah, magari- chi lo dà, certo. ma è Oh, stretto. E vabbè, che Lo facciamo? apriamo di dietro, ci mettiamo all'astico bianco. Bravo. E ci sta buono. Ci sta eh, buono, vabbè. ci sta attellato, ci fa buono, vedere le buono, forme. buono. No, perfetto. ma- Allora, togliendo tutte queste cose, con 500 euro facciamo un matrimonio al bacio. Ma Facciamo un 500. matrimonio al bacio. Scusi, ma non ne può dare qualcosa in più? Non può chiudere un occhio? Se non già finisce tu chiudo io l'occhio oggi. Signori miei, più di così non posso fare. Ah, ditemi piuttosto, vostra figlia da sposata che cognome avrà? Lei si chiama Fiammetta Scalisi. Scalisi, sposata in Ferrari. Addirittura! Ma per forza che date tutti questi soldi, la fate sposare in Ferrari. Ma scusate, la chiesa sta qua, se ne va a piedi la No, ragazza, no, fino in scusi, chiesa. no, E no. per il Sì, ristorante direttore, si direttore. C'è stato un equinozio, no? Ferrari è il cognome dello sposo. Niente di meno, Si chiama sì. Guido, Guido Ferrari. Ferrari. Quindi mia figlia sarà Fiammetta Fiammetta Scalisi Scalisi in Ferrari. Ah, ho capito, ma questa ragazza si deve sposare per forza. certo, No, questo non per tragitto. forza, Se non si marita siamo rovinati. Veda, non ce l'abbiamo detto ancora. Abbiamo avuto una grossa eredità. Sì, noi. sì, a Zarazzurda. A Zarazzurda credo che è morta, era sua Ma zia. perché era ricca? Ricca, di Riccissima. contanti. Ah, era ricca, Di Aspetta, di contanti 100.000 euro. 100.000 Sì, euro? a casa paese, a casa in campagna, un terreno. Cose da pazzi! Sì, non ce l'avevo detto prima Non me io. l'aveva detto, non Sì. me l'aveva detto. Condoglianze! Grazie, condoglianze. Scusi, zia era mia. Allora, Grazie. condoglianze. Però sto ereditando io, sai. Prima mi dispiace. Però la figlia che sa maritare è Vabbè, condoglianze, veramente molto. Condoglianze. E allora dicevo che Quindi tanti condoglianze. soldi, condoglianze. Quando muore la prossima zia, quando muore? Lo sai. Facciamola parlare, vediamo Allora, che dice. scusate, quando è che mi avete... No, beh, sì, certo, se c'è l'eredità... C'è che l'eredità. prendiamo l'eredità, C'è abbiate l'eredità, pazienza, c'è scusa. l'eredità. Poi tutti questi beni si devono assicurare, Sì. questi soldi vanno messi Sì. in banca, la Si mia devono banca, gestire, la mia certo. banca. Quando mi avete chiesto 20.000 euro, me lo ricordo perfettamente, va bene, No, non ci sono no, problemi, no, senza no, va. no, io mi ero fatto un 30.000 euro, e certo la ragazza della figlia si deve sposare la 100.000 prima figlia si euro? sposa, No, quindi no, devono- no, no. 50.000 euro non ne parliamo più, 50.000 basta, basta, euro. ci penso tutte così. Signorina, 50.000 euro? Sì, sì, sono prezza. Allora 50.000 euro. 50.000 50.000 euro e uno, 50.000 euro e due, 50.000 euro e tre. A posto. Tutto così dipende. 50.000 50.000 euro. 50.000, brava, 50.000 brava. euro. Dove devo firmare? Dove devo firmare? No, non ce li ho qua. I documenti non ce li ho qua. Aspetta. Ce li ho in banca. In banca? L'aspetto in banca? La banca è chiusa oggi. Vabbè, la apro per lei. Io mi apro per lei. Va bene? L'aspetto in banca. Facciamo così. Ci vediamo tra 10 minuti? Sì, ma non ci sono gli impiegati, non c'è nulla. Appunto, ci sono io ho le chiavi, io sono la direttrice. Cioè siamo io e lei Io e soli. lei soli, nel mio ufficio. E senta, porta Sì. tutto l'occorrente. Lo porto sempre con me. Perfetto. Va bene, signora. Arrivederci. Arrivederci. Accompagnala, andavo. Arrivederla. Ci vediamo tra poco. Sì, Arrivederci. condoglianze. Arrivederci.
Guarda, ma... Ora quanto mi sentivo anch'io in banca! E avanti, Intanto c'è il dire. Facci che ne erano 50.000 euro. Vabbè. 50.000 euro. Mi stai buttando tutto cose. Tutto? C'hai tutto cose? Sì, tutto cose. A posto. Mi sentivo, però ci devo andare. Facci. Crocifisso, Avanti. un tempo ci vuole, Sì. Perché io non firmo senza legge di carte. Io le leggi di tutti i carte. E Va quindi bene, ci vai. vorrai tempo. Tu, cucchito, non mi aspettare. Va bene. Ciao. Vai. Ah, che bello. 50.000 euro. Riusciamo a avere 50.000 euro. La direttora da banca. Ora mio marito ci un litterio. Ora torna con queste belle notizie di 50.000 euro. Bellissimo. Se ne io a banca, capite? Addirittura ci rapivo a banca per cose dei pazzi. A stura ora io ci va e ci rapa a banca apposta e su sole, tutto ruingia a banca. Sole. Litterio!